La guerra in Iran e le tensioni nel Golfo, con le ripercussioni anche in Veneto. I timori sono tanti, innanzitutto quello di riportare a casa i nostri connazionali che sono rimasti bloccati, e su questo credo che la Farnesina, il Ministero degli Esteri, il governo italiano stia lavorando per accelerare il rientro a casa attraverso anche dei voli speciali. Dall'altra parte c'è naturalmente la preoccupazione economica sui rincari di carburanti, sembra che sia già partita un'azione speculativa già con il blocco delle navi in Medio Oriente, e quindi su questo bisogna fare un intervento, direi, a livello europeo per cercare di contenere gli effetti di questa guerra, una guerra improvvisa, annunciata di fatto dal Presidente Trump, ma che sta portando effetti economici devastanti sui nostri territori. L'aumento di prezzi del petrolio e del gas, oltre a bollette più care e carburanti in rialzo, può tradursi come effetto domino in nuovi rincari sui beni di consumo, dinamiche queste che si riflettono sulle prospettive economiche dell'Europa e dell'Italia, con potenziali impatti anche sugli equilibri delle famiglie venete. Se ne è parlato in Regione Veneto al Ferrofini, in prima commissione consiliare, sul bilancio da approvare di 19 miliardi di euro. La parte del Leone fanno 11 miliardi della sanità, poi ci sono svariate poste di bilancio che riguardano interventi vincolati, tutti i fondi nazionali ed europei che noi stiamo cercando di utilizzare al 100% attraverso il cofinanziamento appunto dei fondi europei, proprio per non perdere un euro di risorsa e tramutarle tutti in un moltiplicatore di servizi per i cittadini e di sviluppo per le imprese del nostro territorio. Gli interventi importanti per riconoscere gli arretrati del contratto collettivo nazionale, degli aumenti del contratto collettivo nazionale del personale accessorio delle medicine integrate, piano casa con la riprogrammazione dei fondi europei di 50 milioni di euro. L'incertezza internazionale impone prudenza. Ma poi non è una situazione semplice neanche dal punto di vista, dell'economia, del Made in Italy, dell'export. Abbiamo visto durante la guerra in Ucraina, abbiamo visto anche durante il Covid che chiudere le rotte commerciali, economiche, della logistica globale comporta seri danni all'economia italiana. Per le famiglie significa meno reddito disponibile e maggiore difficoltà ad arrivare a fine mese. Sono previste il mantenimento di alcune poste di bilancio sul tema del sociale, la bozza di bilancio è giunta in Consiglio regionale, adesso noi anche come Consiglio abbiamo la possibilità di rivederla, adattarla a quella che sarà la situazione che ci si presenterà quando ci sarà appunto l'imminenza della votazione del bilancio. Vedremo se in Consiglio tra le pieghe del bilancio